Pronti? 1, 2, 3. Valido il quarto tentativo con Sea Point J-Bay scavalcato da Tudor Danny Griff. In terza posizione Avica Chuck SM a precedere Noodles Numero BF, 5, mentre Zubez sposta, CCSM, chiede e ottiene strada Sea Point J-Bay nei confronti di Tudor Danny Griff, che corre di rimessa. 16-2 per i primi 200 metri di corsa, con Sea Point in vantaggio. Avanza al largo Naldo Benal. In seconda pariglia esterna subito Taiga Jet a precedere Vita Breed, quindi ancora il 14 di Demon Bar, Tango Negro, poi gli altri, mentre già fuori corsa il favorito Tyron Grad. 400 in 31-1 con Sea Point J-Bay all'avanguardia nei confronti di Tudor Danny Griff. Al largo risale Naldo Benal, trascinandosi sempre Taiga Jet lungo la corda Avica Chuck SM. Quarto lungo i birilli Noodles BF, mentre in terza pariglia esterna c'è Vita Breed a precedere Demon Bar, Tango Negro, poi ancora Atena VF chiude e guarda tutti da dietro pensiero Adri. 1-2-1 per gli 800 metri da parte di Sea Point J-Bay, che completa il primo chilometro in 1:17,5 e viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune da leader nei confronti di Tudor Danny Griff e di Avica Chuck SM. Al largo sempre Naldo Benal, in pariglia Taiga Jet, muove Tango Negro che cerca di rifare il gruppo, si porta in scia Demon Bar, 15 davanti alle tribune, segno che Sandro Miraglia sta accelerando. All'esterno in difficoltà Naldo Benal, fa fatica anche Tango Negro che non porta avanti il treno in terza ruota, deve andare in quarta così Demon Bar, lasciando buon gioco a quelli che stanno alla corda. Si ingamba Demon Bar che però è distante, si muove dalla corda anche Noodles BF che anticipa Demon Bar e cerca di portarsi sulla testa della corsa. In vantaggio Sea Point J-Bay nei confronti di Tudor Danny Griff, arriva Noodles BF, arriva Vassallo, arriva in mezzo alla pista Demon Bar, insiste Noodles BF all'attacco di Sea Point J-Bay e tende a passare a metà dell'ultima curva in mezzo alla pista Demon Bar. Tra i due c'è Vassallo, l'ultima curva passata in 16, segno che sono tutti stanchi. È passato Noodles BF, va di dentro Tudor Danny Griff, poi Vassallo, poi ancora Vegas Cloudlet. In vantaggio Noodles BF, ci prova Vassallo, in vantaggio Noodles, fin sul palo Noodles BF che porta a casa la vittoria con Tommaso Gambino a quota shock. 31,3 la chiusono, 17,2 la media al chilometro, ma il successo è tutto meritatissimo alla 526esima corsa della carriera per Noodles BF. Tommaso Gambino, Alessio Vannucci, la scuderia Conni, Francesco Accorinti al secondo e Vassallo, terza dovrebbe essere Vegas Cloudlet, avanti ad Avica Chuck SM e a Demon Bar, ma quel che è sicuro è il successo di Noodles BF e Tommaso Gambino, e va sottolineato ancora una volta il 23esimo successo in 526 corse in carriera per Noodles BF.